Bene, allora, dopo un po' di giretti fuori regione, oggi torno sulle mie montagne. Siamo sulle Alpi Giulie, stiamo camminando circa da un'oretta, abbiamo raggiunto Capanna Brunner, che era un vecchio capanno di caccia, adesso è stato riconvertito a rifugio. È chiuso, bisogna chiedere le chiavi alla sezione CAI di Tarvisio se si vuole pernottare o comunque entrare al suo interno. E come ti dicevo era un vecchio capanno di caccia del re di Sassonia. Infatti adesso siamo ripartiti, faremo il sentiero attrezzato re di Sassonia, sentiero dedicato a mi pare Francesco Augusto III, che fosse per l'appunto l'ultimo re di Sassonia, che era un forte alpinista e un abile cacciatore che veniva a cacciare qui nella foresta di Tarvisio e da queste parti. Il capanno di caccia era suo, aveva circa, mi ricordo se 17.000 ettari di bosco a sua disposizione ovviamente, e quindi frequentava queste zone, per cui gli hanno dedicato adesso il ricovero e il sentiero. È un sentiero attrezzato, praticamente collega la Capanna Brunner con il vallone che porta al rifugio Corsi, per cui noi adesso faremo questo percorso quasi in quota, ci sono pochi saliscendi, si sfruttano le cengie e per l'appunto si fa questa traversata. Adesso ci facciamo questo tratto di collegamento e poi inizia il divertimento. Siamo rientrati alla macchina, abbiamo concluso il giro, circa 4 ore per fare tutto. Siamo stati un'oretta e qualcosa, un'oretta e 5 fino a Capanna Brunner, poi 2 ore con calma a fare il traverso e dopo un'oretta per tornare giù fino alla macchina. A differenza di quanto mi immaginavo, il sentiero, il Re di Sassonia, è un po' diverso da quanto mi aspettassi. È molto particolare perché alterna tratti su sfasciumi e roccia a tratti su bosco. Ci sono un paio di saliscendi in alcuni canali, detritici, ed è molto particolare perché l'ambiente cambia spesso, si passa da ambiente roccioso ad ambiente boscoso. Ci sono delle belle visuali giù nella valle, verso qui la valle del lago, quindi è un bel sentiero. È un sentiero
attrezzato, per cui è per escursionisti esperti, però non è particolarmente difficile. Ci sono un paio di canali detritici che hanno un po' di brecciolino, di ghiaino, bisogna stare attenti, però non c'è mai una grossa esposizione, anche i tratti attrezzati, alla fine il cavetto va bene perché magari ci si tira su o ci si tiene, però non è niente di difficile. Chiaramente, ripeto, è un sentiero per escursionisti esperti, è un sentiero attrezzato, andrebbe affrontato con tutto il kit. Noi l'abbiamo fatto solo col casco, direi che è sufficiente, forse anche il casco magari proprio, diciamo che è sempre meglio averlo, ma anche qui non è che sia fondamentale perché alla fine non ci sono mai grosse pareti verticali sopra di noi e anche non abbiamo sentito cadere sassi, quindi il caschetto sicuramente consigliato, tutto l'imbrago andrebbe messo ma secondo me non serve. Io come al solito ti ricordo di andare sotto in descrizione dove ti lascio tutte le indicazioni per questo giro. Spero che questo video ti sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!